All'indomani della protesta dei disobbedienti padovani per l'arresto di Max Gallob, capo del centro sociale Pedro, e l'ordine di arresto per altri tre no global, il questore di Padova fa una valutazione del clima di tensione che si è creato nelle scorse ore in città dopo il corteo di Luca Casarini, che con i suoi disobbedienti si è spinto fino alla questura minacciando una battaglia se non verranno rilasciati i militanti arrestati. Io non mi allarmerei più di tanto, si tratta di situazioni certamente da un punto di vista penale giuridicamente rilevanti. Però ecco, non parlerei di sommossa. Anche ieri, anche se è stata sgradevole, che è stato sgradevole questo corteo partito così in maniera più o meno spontanea, è arrivata sino alla questura, però erano tutti quanti a volto scoperto. Quando ci siamo noi schierati davanti alla questura, insomma, hanno desistito da altre cose. Gli arresti ci sono stati, è un segnale che gli stessi gruppi estremisti debbono prendere in considerazione, perché c'è una parte della magistratura che sta iniziando a guardare e a segnalare che si tratta di episodi che attribuiscono delle responsabilità. Ecco, questa è una cosa, parlare di fenomeni preoccupanti è tutt'altra cosa. Per quanto riguarda invece Max Gallob, sono ancora in corso delle indagini sulla sua posizione. Guardi, le indagini per l'arresto di Max Gallob sono state svolte da Torino, dalla Procura di Torino. Max Gallob è uno degli attivisti, dei leader di questo movimento del Pedro, del centro sociale Pedro di Padova. Indagini non ce ne sono, ma vedevo negli appunti che abbiamo, come so, anche stamattina aveva l'ennesimo processo per un'occupazione o per qualcosa, per qualche problematica fatta nel 2002. Il nome di Gallup ricorre in ogni mese, c'è un processo che viene fatto nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria per per forme diverse di atti di disobbedienza che hanno dato vita a rilievi da un punto di vista penale. Per molti è stato assolto, va anche detto questo, ci sono state alcune assoluzioni, per esempio per gli spritz del mercoledì sera, per altri invece incominciano ad esserci delle condanne.